Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con le notizie di cronaca di 3 feriti, di cui uno in serie condizioni. Il bilancio di un incidente stradale accaduto nella notte a Cortina di Giais del comune di Aviano. Il conducente di una vettura ha perso il controllo all'altezza dell'ex strada provinciale 29 pedemontana ed è finito contro un muro. A bordo della vettura c'erano 4 persone, tutti cittadini statunitensi. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio del soccorso, un'automedica e un'ambulanza. Ha collaborato negli spostamenti anche un mezzo dei volontari della protezione civile. Una delle 4 persone coinvolte è stata trasportata in elicottero in volo all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Altre 2 persone sono state trasportate all'ospedale di Pordenone in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Un parapendista di 56 anni di nazionalità estera è stato soccorso nelle vicinanze dell'area di decollo del Monte Valinis, dalla quale è precipitato subito dopo essersi alzato in volo. Un errore tecnico o un imprevisto colpo di vento alla causa della perdita di controllo del parapendio che manovrava. Nell'impatto al suolo si è procurato la frattura del femore sinistro. A soccorrerlo è stato l'equipaggio tecnico sanitario dell'elisoccorso regionale giunto sul posto pochi minuti dopo l'incidente, allertato dalla Sores. Impegnativa la manovra di recupero e imbarallamento nel pomeriggio di oggi. Ed ora andiamo a Monfalcone, dove è stato evacuato nel pomeriggio il centro commerciale Belforte. Un incendio si è sviluppato all'interno della struttura in cui erano presenti centinaia di clienti. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno subito fatto evacuare il centro commerciale, al cui interno ci sono una quarantina di attività, e il supermercato Emisfero. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti, non si conoscono per ora le cause dell'incendio, che comunque è stato subito spento grazie anche all'attivazione dell'impianto antincendio. Un incidente si è verificato alle 5 del mattino di oggi a San Vito al Tagliamento. Una persona alla guida di una vettura ha perso il controllo finendo contro un portone. La macchina si è cappottata, la persona è rimasta ferita in maniera seria, è stata tempestivamente soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza e di un'automedica inviate dagli infermieri della Sora. È stata trasportata in codice giallo in ospedale a San Vito al Tagliamento. Una cerimonia importante che ci unisce in un luogo simbolico, testimoniando il forte rapporto esistente tra i corazzieri e la nostra terra. A dirlo a Muzzana del Turniano, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, ospite del gemellaggio tra le sezioni di Roma e di Latisana dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Un evento che sancisce il gemellaggio tra le sezioni di Roma, Quirinale Gruppo Corazzieri di Latisana dell'Associazione Nazionale Carabinieri, promosso dal Comune di Muzzana del Turniano in occasione del primo anniversario dell'inaugurazione del monumento al corazziere, ha preso il via con l'arrivo del gonfalone del Comune di Muzzana a Piazza San Marco, seguito dall'alzabandiera, accompagnato dall'esecuzione dell'inno di Mameli della successiva benedizione da parte di Don Fabio Filipputti. È un momento che unisce in un luogo simbolico, perché questo è l'unico monumento ai corazzieri in Italia, un forte legame tra la nostra terra e i corazzieri. Questa terra è stata tributaria nei confronti dei corazzieri di tanti uomini, ma i carabinieri hanno sempre svolto un ruolo di presidio del territorio, di vicinanza alle comunità, di assistenza alle nostre famiglie, alle nostre imprese. Noi abbiamo voluto suggellare proprio in questa circostanza un legame di fraternità e di condivisione di valori con la sezione Carabinieri Corazzieri di Roma, che ci legava appunto per il fatto che molti di loro sono provenienti dal Friuli e in particolare da questa piccola cittadina che è Muzzana del Turniano. In questa terra friulana i corazzieri sono di casa perché hanno una tradizione di arruolamento nel reggimento che risale nei tempi andati, che ci fanno sentire vicini alla gente friulana. Ed ora i dati della pandemia. Oggi nella nostra regione su un totale di 3.616 test e tamponi sono state riscontrate 568 positività al Covid. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 190. Oggi non si registrano decessi. Il soffocamento da corpo estraneo vede ogni anno in Italia 1000 bambini finire in ospedale, e a Cividale del Friuli la SIMEUP, Società Italiana di Medicina e Urgenza Pediatrica, è presente per la divulgazione di alcune semplici manovre che possono salvare una piccola vita umana.
La città di Cividale riconosce l'importanza fondamentale dell'iniziativa nazionale promossa da SIMEUP, una manovra per la vita per la prevenzione del soffocamento in età pediatrica. Circa 1000 bambini che ogni anno in Italia finiscono in ospedale per ingestione di corpi estranei ed ecco che l'amministrazione comunale in questo caso, che non fa nulla di più che patrocinare l'iniziativa, è convinta che proprio attraverso l'informazione, la formazione, la conoscenza possa essere utile per aiutare nei momenti in cui dovesse servire le persone ad avere un approccio corretto di fronte a una situazione di emergenza. La prima regola è che non bisogna porre vicino nella disponibilità di un bambino oggetti sotto i 4-5 cm, nemmeno con parti staccabili. La seconda regola è che se il bambino inala, cioè mette in bocca e poi gli va di traverso, per intenderci, non bisogna fare manovre di togliere se non si vede. La terza cosa è che se il bambino tossisce, e sempre tossisce, bisogna lasciarlo tossire, stare calmi e lasciarlo tossire, perché la tosse è il meccanismo che crea una colonna d'aria che fa eliminare quello che c'è. A questo punto, se le cose si prolungano, bisogna chiamare il 118 e bisogna fare le manovre di disostruzione, che è la quarta manovra. Nel bambino piccolo si mette sulle ginocchia col capo un po' più in basso e si percuote tra le scapole, dirigendosi lateralmente. Dopo 5 colpi che servono proprio a provocare il riflesso della tosse, si gira il bambino e si fanno delle compressioni anteriori sullo sterno praticamente, e sempre con l'idea di provocare la tosse, che è una colonna d'aria che fa eliminare. 4 nuovi mezzi fuoristrada acquistati dalla Regione sono stati dati in dotazione ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari di Lignano, Codroipo, San Daniele e Rigolato, tuttavia l'organico del Comando Provinciale di Udine continua ad essere in sofferenza. Questi sono mezzi presi grazie al contributo della Regione e grazie a questo è una dimostrazione che quando si interagisce in sinergia con le varie amministrazioni possiamo riuscire ad arrivare a un buon livello della sicurezza per il territorio e per il cittadino. Quanto ai nuovi mezzi, come siamo a uomini invece? Come un po' tutta la pubblica amministrazione, anche noi siamo in sofferenza rispetto al personale. Adesso siamo a circa un 50 unità in meno rispetto all'organico ufficiale. Riusciamo a coprire ovviamente tutto il territorio, però con le difficoltà dovute alle carenze di organico. Sono sempre più diffusi i progetti in ambito scolastico che consentono agli alunni di coltivare e gestire un orto con l'obiettivo di promuovere benessere, cultura e socializzazione. A Cividale del Friuli, durante la manifestazione del Baule del Diavolo, è stata allestita una bancarella con le zucche prodotte nell'orto dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. L'orto come strumento didattico per la formazione, l'aggregazione e la sensibilizzazione degli alunni alle tematiche dell'ambiente e dell'alimentazione. E questo è uno dei progetti della scuola secondaria di primo grado Elvira e Malia Piccoli di Cividale del Friuli, e le zucche prodotte nell'orto della scuola sono state messe in vendita al mercatino, organizzato durante la manifestazione del Baule del Diavolo in collaborazione con l'associazione Genitori. Noi siamo qui con i nostri alunni e offriamo al pubblico le zucche coltivate nell'orto della scuola. Da anni con dei colleghi facciamo questa iniziativa che è quella di vangare, seminare, coltivare non solo le zucche ma anche altri prodotti, e poi li offriamo e con il ricavato sosteniamo delle attività didattiche della scuola. Abbiamo comprato l'IM. È un modo per coinvolgerli e soprattutto legarli alla terra, che è una delle nostre priorità, mia e della collega Paola Fusco, che è l'anima di questa iniziativa. E la terra è importante, noi ci crediamo tanto, e la nostra scuola soprattutto ha veramente tanto verde intorno, quindi noi abbiamo anche piantumato le siepi, abbiamo un altro piccolo orto, cioè abbiamo veramente spazio e tempo. Adesso acquisteremo anche una serra, una piccola serra, così diventiamo ancora più autonomi nella gestione di queste attività.
Lignano si conferma tra le mete preferite dai turisti, ma la preoccupazione ora è legata al problema dei rincari energetici, che tuttavia non stravolgerà il programma delle iniziative natalizie. Vola il turismo a Lignano Sabbiadoro. La località balneare friulana si conferma tra le mete preferite di chi, anche proveniente dall'estero, ha voluto godersi un'estate all'insegna di sole, mare, relax oppure divertimento. Economicamente le cose per quel che riguarda la località stanno andando bene, probabilmente anche grazie a una ripresa post-Covid. L'amministrazione Giorgi però si trova ad affrontare ora il problema dei rincari energetici, che tuttavia non metterà a rischio le iniziative natalizie. Abbiamo fatto un incontro anche con le categorie per mettere al corrente di quella che è la situazione e anche per raccogliere suggerimenti anche da parte loro. Noi il Natale, come ho già detto, anche anticipato nell'ultimo Consiglio Comunale, abbiamo intenzione di farlo in modo più morigerato rispetto agli anni scorsi, questo sì, però in quanto località turistica che comunque ha creato una manifestazione nell'arco degli anni importante durante il periodo natalizio, ci sentiamo di continuare a portarla avanti, ripeto, anche se in modo un pochino più contenuto. Siamo allo sport, si ferma a 9 la striscia di risultati utili consecutivi per Udinese, che dopo la sconfitta di mercoledì in Coppa contro il Monza cade di nuovo al Friuli. Io credo che la linea difensiva abbia fatto una gran partita anche oggi, davanti ci sono anche degli avversari anche insidiosi, veloci, rapidi nell'inserirsi, però se vado a vedere nell'arco dei 100 minuti abbiamo contrabbattuto bene, siamo stati aggressivi, non abbiamo perso tutti e due, Bijol è stato vincente in tutti i duelli, nel secondo gol è arrivato un attimo in ritardo, ma lì dovevamo essere non in parità, ma dovevamo essere in superiorità, e invece lì siamo in parità, quindi non andrei a vedere Rodrigo Beccao, andrei a vedere invece la prestazione della squadra. Io sono preoccupato quando la squadra non crea, non è viva, non ha occasioni. Oggi ho visto tutt'altro. È chiaro che quando c'è tre attaccanti noi eravamo sempre Wallace pronto a raddoppiare, quindi non eravamo in parità, eravamo sempre 3+1. È chiaro che se si vuole portare avanti una determinata mentalità, e io la voglio portare avanti perché oggi non abbiamo fatto punti per degli episodi, non perché il Torino ci ha preso a pallonate, perché soprattutto il secondo tempo, ma anche il primo, forse un'entrata lì di Lazzaro lì, ma Di Silvestri non ha fatto parate, ma neanche nel secondo. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, buona serata con i programmi di Telefriuli, arrivederci.